folcloristica della pianura del nord del Vietnam. La pianura dentata del fiume Rosso con le sue estese risaie e voli di cicogne bianche, l'immagine che fanno sognare a ogni vietnamita all'estero e che provocano in loro la voglia di tornare ai paesi di origine. E questa è la traduzione della quella che ho detto prima. Quindi ho già risposto alla signora Rosanna. Ma prima di continuare la nostra presentazione vorrei ringraziare l'emozione che prova un italiano nel vedersi di fronte a questi costumi. L'Ausai è il vestito tradizionale delle donne vietnamite, principalmente femminile. Nella sua forma consiste in un abito di seta stretto e aderente, indossato sopra dei pantaloni dello stesso colore, ma non necessariamente. Scusate la pronuncia perché vedo le vietnamite qua davanti che ridono, perché ho pronunciato una parola adesso che in vietnamita pronunciata male significa tutta un'altra cosa impronunciabile qui davanti a tutti, ma purtroppo le lingue tonali creano questi effetti. La popolarità dell'Ausai ha portato a istituire un concorso di bellezza per le giovani vietnamite chiamate Miss Ausai, celebre sia fra gli abitanti del Vietnam che... Trên đường như mây xuống phố, áo tung sân trường tựa cánh chim câu. Để biết bao quê hương cho ta chiếc áo nhiệm màu, dù ở đâu Paris, London hay những miền xa. Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó. Em ơi, tung bay tà áo tung bay, xôn xao một trời nắng đỏ. Tung bay tà áo tung bay, áng mây trắng đầu ngọn gió. Tung bay tà áo tung bay, tím biếc những chiều hoàng hôn. Tung bay tà áo tung bay, xanh xanh đồng cỏ quê hương. Xôn xao đường về phố nhỏ, tung bay tà áo thân quen, cánh chim vẫy chào ngọn gió. Ta nghe từ trái tim em tiếng hát ngập tràn yêu thương. Mai đây dù có đi xa, trong tim là cả quê hương.
Bravi ragazzi. Sai perché sbatte? La in automatico. Fai la sua bella figura, su perché c'è, Era una gondola, anche la gondola. Ma dove sei, Presidente? E ora, fioi, ara chi va a attraccare qua? Ara chi va a attraccare, mi raccomando? Ecco che si avvicina una gondola, lentamente vestita di arancione, con la Presidenta. E dopo la battea, la caorlina. No. Allora, adesso qui noi ci attracchiamo, ospitiamo l'ambasciatore. Benvenuto l'ambasciatore, intanto equipaggio Voga Veneta, pronti per l'alzaremi, equipaggio Voga Veneta, tutti pronti? Equipaggi, alza, remi! Equipaggi, giù i remi! Vieni voi. Il presidente Vladi, dove sei? E Vladi, dove sei? Ti vieni su, che te ne prepari va con un'altra parte. Vladi, un secondo solo. Dai, scusa, Presidente. Buona la milita Aspetta che passa la foto a Vladi. Vladi, forza! Forza Vladi! Benvenuti, è un onore per noi.